Gocce di memoria. Era la fine degli anni 70 del secolo scorso. Detto così fa venire coccolone, però sono un po' dei giorni che la mente pare riportarmi a quel periodo della vita mia. Che poi è quel periodo strano della vita un po' di tutti, dove ti senti grande, ma sei troppo piccolo per essere chiamato adulto. E forse mi trovo a fare sti pensieri perché mo so troppo grande per essere chiamato ragazzo, ma troppo giovane per anziano. Piazza Mattei, chi la conosce? Tutti se siete nati prima del 2000. La fontana al centro di sta piccola piazza, quella dei tartarughe per essere precisi, era stampata sui 5 sacchi. E proprio lì l'abbiamo vista tutti, in quel quadratino di San Pietrini che carpestavo ogni mattina per arrivare a scuola. Quella fontana l'ho vista come fonte per rinfrescarsi e darsi una sciacquata dall'afa dell'estate anticipata, oppure carica di candele di ghiaccio in un febbraio un po' in ritardo per chiamare la primavera. E mi metto a pensare che proprio in quei posti, al centro dell'antico ghetto ebraico dell'urbe, andò le pietre d'inciampo d'ottone con scritto nome, cognome, giorno dell'arresto, deportazione e assassinio di oltre 300 vittime della Shoah, sembrano piccole ferite che sanguinano per l'olocausto e luccicano a fatte la strada per la memoria. Due a pochi passi dalla scena del crimine dell'omicidio di Giulio Cesare, lì, dando poi a lume all'incrocio con via Caetani, dove fu ritrovato l'onorevole Aldo Moro. Lido se narra che la finestra del palazzetto a cornice della piazza fu aperta dal padrone di casa per una sola notte, per poter fare corpo su una nobildonna. Poi, avendo avuto l'effetto desiderato, richiusa per sempre. Proprio in quel piccolo dipinto della Roma barocca, che certo non sarà il solo a rappresentare un pezzo di vita importante per me, ma in quella marea di ricordi, leggende e verità c'è sta pure un pezzetto di vita mia, passeggero, minuscolo, una goccia nella fontana, ma la goccia mia però.